Eder. Mac. Pallister. Oh, caro Eder. Come da titolo, oggi aggiungiamo altri elementi al caso di Liliana. Ed è una vera bomba che ci offre delle conferme su dove è stata Lilly e verso dove i terzi l'hanno portata. Prima però devo fare delle precisazioni. Ancora una volta le TV ti ignorano e ieri l'ha fatto le Iene parlando dello scooter ed appropriandosi di una tua scoperta di mesi fa. Ciò non è corretto e dispiace che si comportino così. Detto ciò, devo precisare che il composto 8-idrossichinolina è uno stabilizzante dell'acqua ossigenata e quindi lo trovi eventualmente e non sempre nella composizione dell'acqua ossigenata. Nel caso di Lilly era presente e ci porta a considerare l'utilizzo come disinfettante in primo uso. Mai e di più per rimuovere e fare pulizia sul suo corpo. Ti prego di mostrare la foto chiarificazione. Bene, adesso andiamo alla mesalazzina e dall'errore di fondo fatto sino oggi da parte degli inquirenti e siamo i primi in Italia a parlarne. Siete pronti? La sostanza 5-aminoacido salicilico che porterebbe a parlare di mesalazzina e di tanto ai farmaci anti-infiammatori per la cura dei tratti intestinali non si trova unicamente in essi, ma anche, ed ancor prima, in natura. Ciò non è stato detto da nessuno ad oggi. In particolare si tratta di salicidi che si estraggono dal salice, e sia dia il caso che ne sia pieno tutta la zona del sopraparco San Giovanni sino al piano carsico sovrastante. L'idea, quindi, è che Lilly sia entrata in contatto con una falda acquifera situata nei pressi della presenza salicilica di zona. Ricordiamoci che uno dei piedi maturerà la macerazione cadaverica, che di tanto si avvia nel caso di contatto con acqua. Inoltre la trasformazione del cadavere è rallentata da temperature sotto lo zero tipiche della zona medio alta delle grotte carsiche dove è stata tenuta Lilly per diversi giorni. Oggi per la prima volta abbiamo delle ipotesi nuove sulla presenza dei due composti che ci portano Lilly verso le alture del parco. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.